Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio di Bologna. Cominciamo la riunione di oggi con i 3 anni. I vincitori di 3.000 euro in carriera sono in 10 al via dopo il ritiro del numero 7. 1 Charlotte Griff, Luca Lovera, 2 Chapter S Lorenzo Baldi, 3 Cico dei Daltri, Enrico Bellei, 4 Caio Largo Pax Marco Basile, 5 Corazon Font Giuseppe Lombardo Junior, 6 Carlitos ZS Andrea Farolfi. Seconda fila 8 Colorado Spring Adrian Gioni, 9 Cartagena Pax Salvatore Valentino, 10 Charlotte B Alessandro Muretti, 11 Karim Vincenzo Piscuoglio. Rinuncia al lancio Carlitos ZS. Veloce Corazon Font, al suo interno Caio Largo Pax, l'allievo di Marco Basile va al comando davanti a Chapter S. Vediamo arrivare subito Corazon Font, che probabilmente avrà il via libera. Vediamo Corazon Font che al paletto dei 200 metri sfila al comando davanti a Caio Largo Pax, poi Chapter S, Charlotte Griff, Colorado Spring. Questo il treno interno, mentre vediamo all'esterno Carlitos ZS, numero intanto 8 Colorado 31 e 6 Spring, per i primi squalificato. 400 metri, l'errore di Colorado Spring. In vantaggio quindi sempre il favorito Corazon Font con Giuseppe Lombardo che arriva ai 600 in 47,2. Siamo al passaggio davanti alle tribune. Corazon Font davanti a Caio Largo Pax, all'esterno Carlitos ZS che si trascina, Charlotte Griff che è uscita all'esterno. Tanto 1 e 2 il primo giro da parte del figlio di Muscle Mas che conduce davanti a Caio Largo Pax, all'esterno si industria sempre Carlitos ZS. Intanto siamo al chilometro passato dal battistrada in 1,17 appena abbondante. All'esterno ancora sempre Carlitos ZS che si trascina Charlotte Griff, terza la corda Chapter S, poi si vede avanzare in terza ruota anche Cartagena Pax, retta di là passata in 15,1, ultima curva con Corazon Font che accelera, cerca di mantenersi secondo Caio Largo Pax, mentre avanza Cartagena, la compagna d'allenamento, di dentro si è ributtata Charlotte Griff, ultima curva passata in 14,7, retta d'arrivo, ha preso il largo Corazon Font su Caio Largo Pax che deve difendersi per il secondo posto, vince facile Corazon Font, mentre per il secondo probabilmente Cartagena Pax batte Caio Largo Pax e al quarto Charlotte Griff. Circa sui 2 minuti 2,1 il tempo al chilometro per Corazon Font che viene a bissare l'ultima vittoria ancora in percorso di testa, questo figlio di Muscle Mas del team Elert guidato da Giuseppe Lombardo Junior per la scuderia Chelsea, con disinvoltura in percorso di testa, vinto molto bene, mentre per il secondo Cartagena Pax batte il compagno d'allenamento e di paddock Caio Largo Pax, mentre al quarto Charlotte Griff.